Ci troviamo all'interno del magnifico parco di Fanes, Senes e Braies. Ci troviamo esattamente al rifugio Pederù e da qui partiamo per fare una bellissima escursione fino al lago Limo. Se il tempo si mantiene bello e le gambe ce lo permetteranno, saliamo anche al Col Becchei. Bene, adesso partiamo dal rifugio Pederù e seguiamo il segnavia numero 7. Sul percorso si incontra un primo lago, chiamato Lago Piccol. Potete vederlo in lontananza. Adesso continuiamo verso il lago Limo. Ho trovato la mia panchina, leggete qua sotto. Siamo arrivati in un posto molto carino. Siamo arrivati al rifugio Pices Fanes e adesso continuiamo verso il rifugio Fanes. Siamo arrivati al rifugio Fanes, arrivano dei profumini che fanno venire l'acquolina in bocca. Adesso continuiamo sul sentiero 11 verso il passo e il lago Limo. Siamo arrivati al lago Limo. Adesso ci fermiamo un attimo per gustarci la bellezza di questo lago. E adesso, visto che la giornata è molto bella, le gambe reggono, continuiamo la nostra camminata verso Col Becchei. Questo tratto di sentiero è abbastanza duro, stiamo facendo molta fatica, però manca poco, 200-300 metri di dislivello. Qui alle mie spalle potete vedere la ricostruzione di una postazione d'artiglieria austriaca della Prima Guerra Mondiale. Doveva impedire un'invasione da parte degli italiani dal bacino di Ampezzo. Siamo ai piedi di Col Becchei. Ultimo strappo, mancano ancora 200 metri di dislivello.
Ed eccoci arrivati a Col Bequet con i suoi 2700 metri. Da qui il panorama è davvero meraviglioso. Si vedono bene le tofane, la Croda Rossa, la Croda del Becco, la Marmolada e tante altre cime. Da qualsiasi parte si guardi è sempre uno spettacolo. Scendiamo dalla cima e adesso facciamo ritorno al lago Limo. Unico punto di rifornimento d'acqua bella fresca prima di arrivare al lago. Un ultimo sguardo a questo bel lago e adesso andiamo al rifugio Lavarella. Da qua facciamo una piccola deviazione fino ad arrivare al Lago Verde. No, ma ragazzi, che posto è questo? Fantastico, bellissimo il Lago Verde, acque cristalline, la voglia di fare un bagno è tanta, però l'acqua è troppo fredda. Bene, il nostro giro è quasi alla conclusione. Dal rifugio Lavarella facciamo ritorno al rifugio Pederù. Dalla giornata soleggiata a un bel temporale abbiamo preso un po' d'acqua e adesso siamo tutti bagnati. E alla fine, senza pioggia, eccoci ritornati al rifugio Pederù. Qui concludiamo questo trekking panoramicamente appagante, anzi straordinario. Molto bella la visuale dalla cima. Abbiamo visto dei laghi molto belli con degli scorci naturalistici fantastici. Il percorso risulta essere impegnativo per il dislivello e per la lunghezza. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!